Venice Beach 2019, seconda tappa, Carle, Piazza Matteotti, conduce Elisa Bagordo. Buonasera Carle! Questa è la piazza che amo di Carle, piena di gente, pronta a sostenere tutte le nostre ragazze che questa sera in 3 categorie si contenderanno le 5 fasce messe in palio per arrivare alla fatidica finale del Casinò di Venezia l'8 settembre. Quindi ragazze, in bocca al lupo, vinca la più talentuosa, la più simpatica, la più divertente, quella che sa portare a casa l'applauso del pubblico. Quindi a prepararvi perché la serata inizia adesso! Mentre le ragazze vanno, prego ragazze andate. Volevo ricordare a tutti che in questa serata non ci sono solo le miss in sfida, ma ci sono anche 2 fotografi, come in ogni tappa, perché in ogni tappa del concorso, ormai per la 7ª edizione, Miss Venice Beach ha indetto un contest fotografico nel quale 2 fotografi professionisti o amatori hanno la possibilità di mettersi in gioco, di sfidarsi allo scatto migliore, cioè ovvero faranno le foto di questa serata, sceglieranno
mostra tutte le foto fatte, lo scatto che preferiscono, dopodiché verrà messo al voto il fotografo con lo scatto che ha raggiunto più like, quindi più mi piace nel periodo di una settimana, diventerà il nostro fotografo ufficiale del 2020. Quindi io farei un caloroso applauso ai due fotografi protagonisti di questa serata, da Mestre Roberto Rosa, fotografo professionista, fotografo di modelle, di aziende, chi più ne ha ne metta. Al lato destro, invece o sinistro, da che parte siamo, un altro bravissimo fotografo di Padova, Andrea Rigon, titolare di U-Style, il magazine, e anche lui impegnato con riviste a livello internazionale. Quindi ragazzi, in bocca al lupo, non so quante foto abbiate già fatto, però una sola andrà al voto e dovrà raccontare ciò che rappresenta per voi questa serata, quindi in bocca al lupo ragazzi. Vediamo se siamo pronti con le nostre ragazze, ma prima di iniziare voglio presentarvi lei, colei che l'anno scorso era qui su questa passerella, ha passato il turno, è arrivata in finale e come un sogno che si realizza è diventata Miss Venice Beach 2018, Federica Zanetti! Però comunque il palco gira e rigira, è quello l'effetto che fa. Stare sul palco è sempre una gioia, un'emozione incredibile, indescrivibile. E poi portare la corona, lo scettro l'hai già nascosto, lo scettro? A casa. La scettro l'ha già imboscato perché ha detto questi me lo rubano, è meglio che lo imbosco perché sennò resto senza. Però il sogno è iniziato. Il sogno si è avverato. Si è avverato. Ecco, abbiamo passato assieme un anno bellissimo. Purtroppo dovrai cedere la corona, sei pronta? Non ancora. Non ancora, bene, allora goditela, vai dietro, ti vedremo più tardi anche in svariate situazioni, sei stata bravissima anche a Jesolo e ci stupirai sicuramente anche qui a Caorle. Grazie mia fanciulla, ci vediamo più tardi. Andiamo a ringraziare tutti i nostri partner che ci hanno permesso di essere qui, a iniziare dal Comune di Caorle, il Gazzettino, Becky, Mima Studios Brand, Campello Motors con Jeep, le bellissime auto qui in esposizione per voi, c'è il team e i venditori di Campello che prenderanno appuntamento e vi daranno tutte le informazioni sui loro prodotti, sulle loro vetture. Starline Wellness and Beauty con Giafra, Giulia Giusto, la consulente d'immagine lì nello stand, pronta a consigliarvi prodotti più adatti a voi e ci ritengo a dirlo, prodotti davvero genuini, sani, fatti con la pappa reale, quindi a base di pappa reale. Ringraziamo poi Grando i gioielli, Casino di Venezia, Diamante, Reyer, Abate Zanetti, Airpoint Serena, i partner del food, Coraia, il consorzio sigillo italiano con OP Unicarve, Latteria Soligo con la Lea, la Casatella, Orto Mercato di Chioggia con il radicchio IGP, la birra artigianale di Caorle B2O in Brussa e i nostri magazine V-Pocket, Best Magazine, U-Style e G di Ferro Team. Grazie, ogni anno ci permettono di essere qui e insomma è giusto e doveroso renderli partecipi in questa bellissima serata. Giurati, a voi l'arduo compito adesso di votare le nostre miss. Andiamo a presentare la nostra giuria con Lorena Di Vari, presidente di Associazione Culturale Olimpia, organizzatori della serata, Alice Grando, titolare di Grando Gioiellerie, Riccardo Barbaro, assessore al bilancio del comune di Caorle, Davide De Bortoli per il Gazzettino, Johannes Palla, il presidente Pareus, villaggio nuovo che stanno realizzando e costruendo in Valle Altanè, insomma un progetto da 1001 notte, la residenza che tutti sognano, Johannes, poi vedremo, ne parleremo magari meglio. Allora ragazzi, siete pronti per conoscerle? Che
flosci. Ripeto, siete pronti? Oh, e allora possiamo iniziare con la numero 1.
finito la presentazione delle nostre 17 Miss. Giurati, non ho bevuto birra dietro, anche se l'avrei voluta, ma niente. Seconda votazione. Siete pronti? Vi siete schiariti le idee? Avete già la vostra Miss preferita? Come no? Stanno valutando. Bene, mi raccomando, perché adesso i giurati e anche tutto il pubblico dovranno valutare il portamento. Le nostre 17 bellissime modelle saranno delle vere mannequin in passerella e le vedremo indossare i capi della ditta Diamante. La moda Diamante è una piccola chicca, una boutique tutta rosa, una bomboniera nel centro, nel cuore di Caorle, gestito da Deborah. Successivamente poi vedremo le nostre ragazze sfilare con Mima Studios Brand, un brand italiano, un marchio di abbigliamento urban wear che propone al centro dell'attenzione del proprio progetto la qualità, l'originalità e la professionalità del Made in Italy. Tutti i materiali utilizzati e le finiture a mano garantiscono proprio una qualità eccellente del vero Made in Italy al 100%. Quindi signore e signori, vi lascio alla nostra sfilata di moda. Giurati, aguzzate la vista e i numeri delle nostre Miss. In passerella la moda Diamante e Mima Studios Brand.
Anima Studios brand di Rovigo. Ragazzi, adesso non è finita, perché questo è il voto decisivo pubblico, l'applauso, l'ultimo applauso decisivo per le modelle, perché ora ci sarà la terza prova che le vedi impiegate nella posa fotografica. Cosa significa? Grazie ai due fotografi si sfila e si posa gioielli e abiti. Quindi voti dall'1 al 10. Avete sì o no la vostra principessa di questa sera? Sono io? Grazie. Allora, vedremo in passerella le nostre modelle, le nostre miss nella posa fotografica con le borse baggy ispirate a uno stile anni 90, con i protagonisti le shopping bag, i satchel, crossbody o backpack. Una collezione autunno-inverno davvero particolare che si tinge di tonalità calde e terrose, senza rinunciare però all'immancabile black. In abbinamento a queste bellissime borse made in Italy, la Moda Diamante, un'azienda a conduzione familiare che dal 1950 si impegna con passione ed dedizione a offrire sempre dei prodotti di tendenza e di qualità. All'interno delle loro gioiellerie a Caorle, nella vendita ci sono solo i marchi più rinomati del Made in Italy. L'ultima sfilata, il dado è tratto, hanno già votato per due tipologie di voto, quindi primo impatto e il portamento. Questa è la posa fotografica, vedremo chi saranno le 5 miss che passeranno il turno. Fotografi, ci siete? Quante foto avete fatto? Oh! Ce l'avete già quella giusta? Lì, non si sa, lo scopriremo solo vivendo. Signore e signori, la moda di Baggy e Grando Gioielli.
sono giocate i 5 biglietti per la finale, le 5 fasce messe in palio dai nostri partner. Giurati, avete fatto la somma? Benissimo, io chiamerei la nostra Federica, la nostra valletta d'eccezione, la Miss Venice Beach 2016 che ha vinto proprio qui nella tappa di Caorle. Benvenuta Federica, che adesso, perché tutte le ragazze poi lavorano con noi non ne perdiamo nessuna per strada. Raccogli le schede giuria, mi raccomando, non fai vedere i voti. Davide, non hai messo i mezzi, vero? No, mi raccomando, perché sennò diventiamo matti. Ce l'abbiamo fatta, fotografi! Roberto Rosa, Andrea Rigon, com'è andata? Ma adesso passiamo alle vere miss della serata, coloro che hanno vinto nell'edizione 2016 e sono pronte per sfoggiare la loro bellezza, il loro titolo, Miss Venice Beach 2018, Federica Zanetti. Classificata Miss Coraia Alessia Alberti. Classificata Miss Consorzio Sigillo Italiano Unicarve Morena Montina. Bellissime ragazze selezionate alla finale del Casino lo scorso anno, che hanno lavorato, sono cresciute durante tutto questo inverno, hanno fatto varie cose. La Morena poi adesso dice io non me ne vado più via perché mi sono talmente divertita, vero Morena? Ormai mi sono affezionata all'Elisa, per cui gli ho detto che tra 4 anni, visto che si può ripartecipare, avrò 26 anni, farò la mamma di tutte queste miss, però lei mi avrà come buffo, lei mi avrà come buffo. Ma posso dire, sono davvero orgogliosa che ripartecipiate, perché vuol dire che vi siete trovate bene, che vi siete divertite, che qualcosa nel cuore vi ha lasciato, e quindi penso sia la cosa migliore. Senz'altro, questo comunque è un concorso bellissimo che comunque invito tante ragazze che magari sono qui tra noi a partecipare, perché comunque avrete delle grossissime soddisfazioni e comunque non ve ne pentirete. Grazie Morena, grazie. Alessia,
microfono, ho parlato troppo. La nostra social, la nostra Miss Web con Coraia. Com'è andata nel social? Bene, bene. Ti seguono? Sì, mi seguono in molti. Ti piace? Ti piace? Ah, bene, contenta, sono contenta mia cara. La nostra Chiara Ferragni. Magari, ecco, ma poi chiama me a lavorare con te. Beatrice da Trieste, Miss Mima, l'abbiamo vista anche esibirsi con il nostro corpo di ballo. Complimenti e benvenuta Beatrice. Grazie, buonasera a tutti. Brava. Aurora invece doveva leggere una poesia, però ho detto no, la prossima volta non voglio tediare nessuno, anche lei l'abbiamo vista in passerella prima con le splendide borse di Baggy. Tutto bene Aurora? Sì, sempre bene, sempre emozionata. Fila liscia, passiamo il microfono, la palla bollente alla Miss in carica, che adesso lo scettro lo ha tirato fuori perché lo dobbiamo consegnare alla prima di questa serata. Uno scettro realizzato in vetro, ringrazio la scuola del vetro Abate Zanetti, riconosciuta a livello mondiale, quindi realizzato dai maestri vetrai più bravi che ci sono a Venezia. Se vogliamo farlo vedere bene, eccolo qui. Ogni Miss ha il suo scettro, è un'opera d'arte e viene ogni anno rinnovato e cambiato nel colore. Federica, com'è andata? Anche oggi mi hai stupito, sei stata molto brava. La seconda volta è andata meglio. Ma sei stata bravissima anche la prima, lei è sempre troppo modesta. Siete state davvero molto brave tutte, ognuna ha una sua caratteristica, lo dico sempre e mi piace valorizzarla perché siete dei diamanti grezzi che basta un attimo spolverarli e brillate come, non lo so, insomma, ecco, come i diamanti di Grando Gioielli che hanno sfilato questa sera. Ragazze, mettiamoci in parte perché è arrivato il momento, anzi, invece di metterci in parte noi andiamo dietro le quinte. Io ringrazio nuovamente il comune di Caorle, salutiamo il sindaco, c'è qui Riccardo Barbaro, assessore al bilancio, che ci ospita sempre, è sempre presente in tutte le nostre edizioni. Siamo appena arrivati alla nona. Riccardo, il prossimo anno facciamo il botto che è la 10ª, bisogna fare in grande stile ancora di più. Quindi grazie davvero. Il nostro media partner, il Gazzettino, Peggy, Mima Studios Brand, Cappello Motors con Jeep, Starline Wellness and Beauty per Giafra, Grando i Gioielli, Diamante, Casino di Venezia Meeting and Dining, la Reyer Venezia che ci accompagna in alcune tappe con Leo Reyer, la Abate Zanetti, Hair Stylist e Make Up Artist della serata, Airpoint Serena. Se le vedo io le farei salire anche poi tutte sul palco per ringraziarle assieme a Deborah, assieme a Elisa e Marta di Grando Gioielli. I nostri partner del food iniziano. Innanzitutto voglio ringraziare i nostri chef Carmine e Giovinazzo che insomma ha lasciato un ristorante per venire qui da noi. Grazie Carmine, e ringrazio anche per il Consorzio Sigillo Italiano l'azienda agricola Bernardi con Giovanni Cavasin e la sua battuta. Quindi Coraia e Buoni del Mare, il Consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo, ringraziamo Carlo che ha dispensato gelato, mozzarelle e insomma chi più ne metta l'imbriago per farvi assaggiare dei prodotti davvero top del nostro territorio, il vero Made in Italy e Made in Veneto. Ringraziamo poi la birra artigianale di Caorle, ringrazio Davide che ha potuto far assaggiare a tutti i presenti le due tipologie di birra, la birra Sibilla e la Brussa. Vi ricordo che poi tutte le Miss andranno in Brussa proprio nell'agriturismo del birrificio artigianale per finire la serata in allegria, quindi vi invitiamo lì a raggiungerci. Ringrazio i nostri due fotografi Roberto Rosa e Andrea Rigon, V-Pocket, Best Magazine, U-Style e il nostro Super Mario Bonesi che fa le riprese di tutte le nostre serate. Siamo il concorso più visto, oltre 2 milioni di visualizzazioni, quindi grazie a tutti i G Ferro Team che ci seguono e continuano davvero a darci tanto calore e affetto. Dai ragazze, venite su che è il vostro momento, non il mio. Numero 1 Diana Rusu, numero 2 Giulia Pavarin, numero 3 Maria Sole De Vito, numero 4 Cosmina Solomon, numero 5 Alessia Semenzato, numero 6 Elena Pamio, numero 7 Veronica Scottona, numero 8 Alice Munerin, numero 9 Giulia Milan, numero 10 Roberta Florea, numero 11 Anna Vittoria Zanatta, numero 12 Greta Nordio, numero 13 Deborah Agostinetto,
17 Anna Longheo. Nostre bellissime concorrenti, voglio far sfilare sul palco anche chi è dietro le quinte e con me lavora non solo da poche ore ma da settimane per preparare le collezioni, le idee e tutto quanto, quindi io vorrei sul palco Deborah di Diamante, Marta e Elisa di Grando Gioielli, vorrei Eva e Serena di Serena Airpoint, di Caorle e tutto il team delle ragazze, la nostra principessa Deborah, lo so che la vuoi tenere tu ma la dobbiamo consegnare, no la tieni, sei come le miss che nascondono le cose pur di non darle alle altre nuove. Bene ragazzi, prendetevi questo applauso che è tutto per voi. Grazie. Una squadra che vince non si cambia, sono anni che lavoriamo assieme e ciò significa davvero che funziona, che ci divertiamo, che è nata un'amicizia, un rapporto di affetto sicuramente e anche un gran lavoro. Grazie a tutti davvero. Grazie a te. Grazie. Ok ragazze, allora io lascio qui la mia Fischio, dove ho lasciato il microfono. Oggi è la serata delle emozioni. Riccardo, vieni, facciamo i saluti della città di Caorle, lasciamo ancora un po' di suspense alle nostre ragazze, chiudetevi, mettetevi pure vicine adesso ragazze, avvicinatevi al centro palco. Tutto un caro saluto ai miei concittadini, ai gentili ospiti un benvenuto a Caorle, saluto anche la nostra europarlamentare e l'avvocato Rosanna Conte che è qui con noi. Beh, che dire, tanto grazie per l'invito a questa nona edizione del Miss Venice, una manifestazione che da anni si inserita nella programmazione turistica di Caorle per l'ottima organizzazione e per il riscontro di pubblico che ogni anno riceviamo. Quindi io ringrazio te perché hai reso tutto questo un connubio di bellezza, divertimento, moda, di tutto e di più, e cerca sempre di migliorare questo evento. E questo è sinonimo di grande lavoro, di grande passione, senza trascurare il rapporto che ha con queste ragazze. Lei ha un rapporto amorevole, lei suggerisce alle ragazze, dà una tranquillità alle ragazze. Questo non è da tutti, è lodevole e va sottolineato. Prima di vedere chi vincerà questa tappa di Caorle, voglio fare un augurio a tutte voi ragazze, che Caorle sia un punto di riferimento per la realizzazione dei vostri sogni, magari proprio nel campo della moda e dello spettacolo. Grazie a tutti. Grazie Riccardo. Chiamiamo anche le nostre ragazze con i premi sul palco. Allora, ho detto 5 fasce in palio, premia la quinta. Dovevo raccogliere la cartellina con la fascia di Starline Wellness and Beauty. Giulia, vieni. Abbiamo detto che Starline è un'ottima possibilità non solo di prodotti e quindi di avere un prodotto eccellente a casa da utilizzare, ma anche un'ottima opportunità lavorativa per le ragazze che magari hanno finito le scuole, che adesso si divertono e sono molto inserite anche nei social per far conoscere il prodotto e perché no anche iniziare a guadagnare un qualcosa. Quindi insomma, per tutte le informazioni io vi ricordo di andare sul sito dell'azienda Giafra Cosmetics e poi di fare riferimento a Giulia Giusto, era lì con lo stand, per tutto quello che riguarda la bellezza, il prodotto più giusto a voi e perché no anche poi delle giuste idee per come lavorare e come imprendere questo nuovo cammino. Con 112 punti si classifica al quinto posto la Miss Greta Nordio. Greta vince, aspetta che vado alla fine che mi sono persa, vince una borsa di prodotti Giafra, i prodotti Coraia, una cesta dell'automercato con i prodotti di Chioggia, la t-shirt Mima della nuova
Prego, eccoci qui. Vince, ecco, la nostra Miss Mima, vieni Beatrice, guadagnate il palco, insomma la Miss Mima in carica che ha fatto tutto l'album, la collezione, adesso la troviamo sui social e anche sui book di Mima. Quindi omaggiamo una t-shirt della nuova collezione, i prodotti Coraia, i prodotti di bellezza Giafra offerti da Starline, la cesta dell'automercato di Chioggia e la fascia e l'accesso alla finale l'8 settembre al Casino di Venezia. Con 114 punti passa il turno la Miss Elena Famiglia. Elena Famiglia! Complimenti! Passerella, vai Elena! Vieni, un giurato d'eccezione per Coraia, un brand internazionale che ci segue anche lui da 8 edizioni. Il tuo è un grosso progetto, questo che c'è qui a Caorle. Ce ne vuoi parlare un pochino? Dire giuste due cosine con il microfono? Certamente, facciamo un nuovo progetto qua a Caorle, costruiremo, se tutto va bene, 1500 appartamenti nuovi. Qua in Altanea facciamo un complesso tutto nuovo con servizi tutto quanto. Tutto sarà finito l'anno prossimo a settembre e poi... Cioè Caorle diventerà irresistibile, ancora di più di quello che è già. Ancora più bella di quello che è già, è già fantastica. Bene, allora siamo pronti a premiare la terza classificata con Alessia Alberti, Miss Coraia in carica. Per la nuova Miss, i prodotti Coraia, la cesta dell'automercato di Chioggia, i prodotti di bellezza offerti da Giafra, la t-shirt Mima della nuova collezione. Qui andiamo su di punteggio, 126 punti. Passa il turno la Miss Giulia Milan! Complimenti Giulia! Aspetta che... ok, perfetto, ottimo, benissimo, grazie mille, perfetto, vai Giulia, il tuo momento! Giovanni Spalla. Assessore Riccardo, premiamo la seconda posizione accompagnando dalla bellissima Aurora Cardin, Miss Baghi in carica. La Miss Baghi di questa sera si aggiudica una borsa della nuova collezione, i prodotti Coraia, la cesta dell'automercato, i prodotti di bellezza di Giafra, la t-shirt Mima della nuova collezione con 2 punti di differenza, quindi eravamo lì, 128 punti, passa il turno Roberta Flore. Roberta Flores! Complimenti Roberta, Miss Baghi! Questo è il tuo momento, vai mia cara! Perdonami, scusami, stasera è la serata dei nomi. La prima fascia dedicata a Miss Grando Gioielli vince un gioiello realizzato artigianale dalla famiglia Grando, quindi con amore e passione da una vita presenti nel mercato di Caorle e per le occasioni speciali. Facciamo un Toto Miss? Rullo di tamburi. Allora, pubblico, secondo voi chi vince la fascia di Miss Caorle per Grando Gioielli e si aggiudica l'ultimo lascia passare?
10, 2, 4, 8, 16, 2, 11, di qua, 8, 2, 16, là in fondo 16, 4, beh insomma avete un po' le idee confuse, ecco, la fascia di Miss Caorle 2019 la vince Federica Driusso nel 1950. Federica, con la tua coroncina vuoi fare una sfilata? Sì dai, in onore di Miss Caorle 2016 mettiamo una musica. Flavio, vai Federica, Miss Venice Beach 2016. Di Grando Gioielli, accompagnata da Miss Venice Beach in carica la Miss numero